io ho messo già in evidenza per partire con la nostra chiacchierata, che si chiama Mostre lato Lenghe in modo provocatorio, no? Non per che siamo in tempo di carnevale, in tempo di sberleffi, ma perché in realtà quello che abbiamo chiesto di fare ai nostri studenti è stato proprio quello di esibire, di confessarci quali sono le lingue che parlano nel loro vissuto quotidiano. E non l'abbiamo fatto perché ce lo siamo sognato di notte, ma perché il nostro istituto aderisce ad un'iniziativa più ampia che è curata da una rete che si è messa insieme negli scorsi anni tra alcune scuole superiori della provincia, con l'intento di valorizzare l'educazione plurilingue, di riconoscere il valore, far riconoscere un valore che purtroppo nella scuola italiana per tanti anni è stato rinnegato, che è quello del plurilinguismo come fattore che facilita l'apprendimento cognitivo. Dal punto di vista generale, per molti anni la scuola italiana è stata una scuola che se guardava le lingue, guardava di più alle lingue classiche come a quelle che ci trasmettevano un'eredità, piuttosto che alle lingue vive, presenti e parlate. In particolare le realtà dialettali erano particolarmente neglette, osteggiate, come un ostacolo all'apprendimento dell'unica lingua ufficiale che era quella italiana. Oggi ci troviamo in una sorta di cul-de-sac per il quale la lingua italiana stessa è in grave crisi, e non certo per le colpa delle lingue regionali. Allora, la riflessione sulla didattica e sugli apprendimenti deve ragionare sul fatto di riprogettare la didattica in funzione di quello che è il patrimonio linguistico che i nostri allievi hanno, la modalità cognitiva privilegiata che loro ritengono di possedere, e quindi una riflessione su questi temi va fatta, e alcune scuole del territorio, tra le quali abbiamo l'onore anche noi di far parte, hanno deciso di farlo con un progetto che si chiama La Lavagna Plurilinguale. Un progetto che, ripeto, non nasce dal nulla, è patrocinato dall'Arlef, dall'Agenzia regionale per la lingua friulana, con la società filologica, ma anche con alcuni partner scientifici molto importanti, che sono proprio perché si tratta di un progetto scientifico, non è un progetto meramente culturale. Fanno parte della rete per adesso, nel senso che la rete si sta estendendo fortunatamente, il Liceo Scientifico Marinelli, noi, il Manzini di San Daniele, il Linussio di Codroipo, il Paschini Linussio di Tolmezzo ed il Bearzi di Udine. Questo progetto in particolare ha raccolto l'attenzione di molti altri istituti, per cui la rete si sta, diciamo, allargando, e dal punto di vista generale, ad esempio, il Bachmann di Tarvisio ha manifestato l'intenzione, anche perché il Bachmann fa parte di un istituto comprensivo allargato che in verticale sperimenterà un modulo di istruzione quadrilingue, con tutte e quattro le lingue che fanno parte del patrimonio linguistico regionale, l'italiano, il friulano, lo sloveno e il tedesco, più ovviamente l'inglese come lingua globale, quindi in realtà le lingue sono 5. Ed è un'esperienza pilota, pionieristica in Europa. Allora, andiamo subito a vedere. Insomma, detto che la Lavagna Plurilinguale ha effettuato le ricerche di cui parliamo noi su tutte queste scuole, e che questo sarà oggetto di una presentazione dei dati aggregati, dei quali fanno parte anche i nostri, il 21 di febbraio, cioè fra 2 settimane, che è la giornata delle lingue madri, la giornata del mother language, la giornata delle madrelingue, al Marinelli. Quindi noi siamo degli apripista, ma poi verranno presentati anche i dati delle altre scuole. Partiamo a vedere come è fatta questa indagine rapidamente. Giusto per darvi l'idea, noi abbiamo sottoposto, come le altre scuole, tutte le classi prime a questa indagine, e l'idea è quello di farlo anche in avvenire con le future classi prime e così via, per avere un monitoraggio globale di tutta la situazione. Allora, il questionario era fatto così.
cara studentessa o studente, inserisci, allora questionario fatto con gli strumenti friendly, no, technologically friendly, ovvero con gli strumenti che loro usano di più, i telefonini. Facciamo il questionario al telefonino, così eliminiamo la barriera del foglio di carta da riempire, che poi è una barriera anche per chi deve raccogliere, tabulare e sistemare i dati. Qui vedo in platea Riccardo Urbani che da questo punto di vista è stato diciamo il trade union di tutta l'operazione. Allora, ciascuna delle classi ha riempito il suo modulo e le domande erano relative a qual è la lingua o quali sono le lingue che si parlano nella tua famiglia, contesto familiare, vissuto quotidiano. Siamo partiti, le lingue base che abbiamo inserito sono quelle del territorio italiano, friulano, tedesco, sloveno, territorio regionale. Altro, se ovviamente la famiglia ha un'altra origine, noi abbiamo avuto 178 risposte, che è il numero dei nostri studenti, che è un numero significativo, comincia a essere un numero abbastanza significativo. Il totale delle risposte sugli istituti di tutte queste scuole pilota è di un paio di migliaia, quindi insomma cominciamo ad avere numeri che consentono di fare delle riflessioni. E sono numeri che sono molto diversi da contesto a contesto, perché chiaramente il nostro risultato è molto diverso da quello delle scuole di Udine. Però è particolarmente interessante per ragionarci sopra. Perché poi ci sono il gruppo degli amici al di fuori della scuola. Quali lingue vengono parlate? Sempre stesso metodo. Terza domanda, quali lingue vengono abitualmente utilizzate a scuola, nel gruppo dei tuoi compagni di classe, cioè nella comunicazione interpersonale scolastica? Un livello, 2 livelli, 3 livelli, con uno zoom che va verso la scuola e non uno zoom che va verso l'esterno. Poi c'è il livello di competenza. Livello di competenza autogiudicato rispetto alle lingue, a tutte e 4 le lingue, ripeto, regionali, e poi alle altre lingue che loro dichiarano di cui dichiarano di aver competenza. Ovviamente serve spiegare prima quali sono i livelli. Il livello è livello 0, livello A principianti, livello B intermedio, livello C avanzato. Avremmo dovuto scientificamente, rigoristicamente distinguere anche A1, A2, B1, B2, C1, C2, ma onestamente non lo si può chiedere ai ragazzi. Ovviamente qui fa la sua comparsa anche l'inglese, perché l'inglese è una lingua che, pur non essendo appartenente al territorio, viene studiata sin dai livelli più bassi di istruzione e quindi un patrimonio linguistico inglese comunque i ragazzi ce lo devono avere e ce lo devono giudicare. Allora, detto questo, io passerei subito, perché ci siamo dati una deadline molto rapida, semmai le domande, come dire, le facciamo dopo, a vedere i risultati. Perché sono parecchio interessanti, adesso vedo se... Allora, intanto questo è il campione, vedete, in base alla numerosità delle classi, no? Ci sono classi più numerose come la prima LIS, il liceo sportivo, classi invece molto meno numerose come la prima CAT dell'anno scorso, di quest'anno anzi, però insomma mediamente le fette della torta, vedete, con queste 2 eccezioni sono abbastanza omogenee. E le fette della torta ci dicono questo. Adesso vediamo piano piano quali lingue vengono abitualmente utilizzate dalla tua famiglia. L'italiano il 93,8%, quindi, e torna con anche la percentuale di studenti stranieri che noi abbiamo censito qua, anche se sulla questione studenti stranieri io ho fatto un incrocio molto empirico e vi spiego perché. Se dovessimo fare un'analisi di questo tipo dovremmo entrare anche in un territorio che è un po', insomma, scientificamente molto interessante, ma dal punto di vista giuridico un po'
insomma, borderline per quanto riguarda la privacy, perché dovremmo acquisire i dati sulla famiglia, i dati su genitore 1, genitore 2, se uno ha la cittadinanza oppure no, se l'ha acquisita o meno. Allora, diciamo, spannometricamente siamo in una fascia che va dal 6 al 10% di studenti stranieri, spannometricamente. Allora il 93% di italiano ci sta. Questo perché bisogna sempre considerare, quando si fanno questo tipo di indagini, le variabili di tutte le indagini. Sappiamo tutti che gli exit poll dopo le elezioni danno risultati diversi da quelli delle elezioni. E questo rischio c'è anche quando si fanno queste indagini. Il friulano, 68,5%. In famiglia abbiamo un dato, più di 2 studenti su 3 parlano friulano, o meglio, sentono parlare friulano, parlano, hanno un ambiente che aggredisce il friulano. Allora, poi si va sulle altre lingue e vedete che la cosa si complica, perché abbiamo un sacco di lingue. E anche, come dire, in un'ottica, abbiamo lasciato proprio così i dati, vedete, abbiamo lasciato i dati come li hanno considerati i ragazzi. Li abbiamo lasciati così, anche perché scientificamente ci sono delle ridondanze. Ad esempio, vi mostro, c'è questo francese, colombiano e francese. Il colombiano non esiste, no? Allora questo ragazzo ti dà come dato quello di una lingua che non esiste. Ma è interessante capire che per lui, che evidentemente, insomma, capiamo da dove arriva, o perlomeno da dove arriva uno dei suoi genitori, di quella cultura non sa nemmeno la lingua di provenienza. O meglio, probabilmente sarà una lingua india o sarà lo spagnolo, non lo sappiamo, però per lui è colombiano. D'altra parte abbiamo il dialetto veneto, abbiamo il resiano dialetto sloveno, abbiamo lo sloveno, abbiamo il tedesco, il francese, l'inglese, il rumeno, tutti vedete, il siciliano, il portoghese, il russo, però vedete che veneto e dialetto veneto ci dice che esiste qualcuno che il veneto lo considera una lingua, qualcuno che lo limita al dialetto. Chi considera il francese con la F maiuscola e la F minuscola, anche lui in realtà è sempre lo stesso francese, ma è la considerazione del ragazzo rispetto allo status della lingua che viene segnalata anche da questo maiuscolo e minuscolo. Il trecanese, adesso vediamo se sapete cos'è il trecanese. Qualcuno di voi è in grado di sapere cos'è il trecanese? Ammetto che nemmeno io sapevo cos'era il trecanese e pensavo che fosse un burlone che ha messo lì, perché capita anche. Infatti c'è un burlone, che è questo qua. Questo qua è, anzi 2 burloni, scusate, vedete, numero 2. Matematicamente in un sondaggio 2 burloni capitano. Ma il trecanese è la lingua di Trecate, che è un paese in provincia di Novara, cioè il dialetto di quel paese lì. Per lui parla trecatese, e allora lasciamoglielo parlare. Qui c'è un altro veneto. Allora, albanese con la maiuscola, albanese col macedone e albanese con la minuscola. Capiamo da soli che è la stessa lingua, però c'è anche l'intreccio, vedete? Perché questo evidentemente viene dalla Macedonia, ma da una zona albanese della Macedonia. Insomma, abbiamo in tutto più di 20 lingue che si parlano nell'istituto. Domanda: è un problema o è una ricchezza? Io la faccio a voi e la metto lì problematicamente, poi raccoglie Cristina e vediamo che cosa ne viene fuori. Andiamo a vedere che cosa succede però invece al di fuori del contesto scolastico. Poi insomma i dati magari ne parliamo, non so se ho trascurato qualcosa. Beh, c'è il cinese, mi fa piacere ricordare che c'è anche il cinese, in questo periodo fa piacere ricordarlo.
fa piacere anche ringraziare il presidente Mattarella per quello che ha fatto ieri. Ecco, quali lingue vengono abitualmente utilizzate nel contesto scolastico? Italiano 99,4%. Qui vedete che sale perché l'italiano ovviamente è la lingua veicolare della scuola. Il friulano dal 68 passa al 51, quindi gli amici fuori dal contesto scolastico già calano. La percentuale arriva a metà, erano 2 su 3 prima a casa, adesso sono 1 su 2. Tedesco, sloveno, spagnolo, arabo, inglese si parlano evidentemente anche fuori dal contesto scolastico tra amici, evidentemente o della stessa comunità di riferimento o che sono linguisticamente compatibili. Sono dati molto interessanti perché dal punto di vista generale ci dicono che anche esiste una comunità di non parlanti italiano anche in contesti amicali, in contesti informali, e che quindi quelle lingue non sono semplicemente vissute a casa come un patrimonio dei genitori, ma sono lingue anche di interazione all'esterno da parte dei ragazzi. Può indicare più di una risposta, infatti qui, come dire, le risposte sono davvero numerose. Passiamo alla scuola invece, scuola, ambiente scolastico. Qui la gamma delle lingue ovviamente si restringe. Si restringe e uno si aspetta che si restringa in modo che a scuola si parli quante lingue? 1, 2, 3. Noi qui ne studiamo 3 di indirizzo, no? Allora, quali lingue vengono abitualmente utilizzate a scuola nel gruppo dei tuoi compagni di classe, cioè all'interno della classe, per la comunicazione interna della classe? Italiano 100%, ovviamente, friulano 30%. A scuola il friulano è ancora siamo passati da 2/3 a 1/3. Il friulano, anche chi lo sa, a scuola evidentemente non lo parla perché o non trova con chi parlarlo, o non lo ritiene funzionale, o non lo ritiene un elemento di comunicazione aggregante. Il tedesco c'è, lo sloveno sparisce completamente, in questa scuola non si parla sloveno, c'è l'inglese, non esiste il francese, che pure si studia. Allora, questi sono i risultati, puri e semplici, numerici. Dopo, intanto, come dire, insomma, bisognerebbe osservare un paio di cose, no? Osservare un paio di cose rispetto al fatto che non solo sono diversi in modo anche radicale da quelli che si incontrano in una città dove le comunità, in alcuni casi ci sono comunità di stranieri molto più ampie e anche molto più concentrate. Ma anche qui bisognerebbe distinguere, avendo la possibilità di farlo e andando più in profondità, tra coloro che sono stranieri e che magari sono anche appena arrivati e quindi proprio l'italiano non lo padroneggiano. Ad esempio, guardate qua, italiano, livelli di comprensione, no? Livelli di comprensione dal punto di vista orale straordinari, comprensione scritta già caliamo, produzione orale, ritengono gli studenti di avere più difficoltà nella produzione orale che nella comprensione scritta, e nella produzione scritta invece il livello di chiamiamolo così, autoapprezzamento cala drasticamente. Vediamo invece per quanto riguarda l'inglese, soprattutto alle colleghe di lingua, insomma, sarà interessante vedere l'autogiudizio dei nostri studenti. L'autogiudizio è tutto sommato intermedio, vedete? Insomma, all'intermedio la colonna B è sempre quella prevalente, no? Si ritengono né troppo incompetenti, c'è un margine di incompetenza totale, uno dice livello 0, ma livello 0 vuol dire che sei andato a scuola per almeno 8 anni
del tutto inutilmente, perché insomma, vuol dire che allora perlomeno dovrebbe esserci una principianza. E vedete che comunque quelli che si giudicano a livello avanzato sono sempre meno di 1 su 4, diciamo che sullo scritto e l'orale. Poi magari mi direte voi se corrispondono o non corrispondono al vostro benchmarking. Andiamo invece sul tedesco, e anche qui abbiamo chi può darci un feedback immediato. Beh, qui il livello degli incompetenti totali sale, no? Sale, però in maniera molto meno rigorosa, vedete, c'è una linea molto poco, insomma, significativa. Sale molto il livello dei principianti. A livello di comprensione orale c'è un boom di principianti, no? Perché la comprensione orale, insomma, evidentemente è faticosa. Comprensione scritta già meglio, vediamo le 2 colonne, no? Produzione orale teniamo duro, ma sul livello avanzato caliamo, e invece sulla produzione scritta torniamo ai livelli della comprensione scritta. Chi comprende anche produce allo scritto. Mi direte voi se sono dati veritieri in questa autoanalisi. Diciamo che invece del lettino dello psicanalista li abbiamo messi davanti allo smartphone a ragionare sulle loro abilità linguistiche. Questa è la grande diciamo, operazione che è stata fatta e che li ha visti alla fine. Io sono uscito da tutte le classi e non c'era una classe dove fossero stati disturbati dall'operazione. Sono stati molto collaborativi, io devo dire la verità, insomma è stata un'esperienza bella. Friulano, comprensione orale siamo a picco, cioè proprio a plomb, diciamo. Sono molto pochi quelli che dichiarano di non avere nessuna comprensione orale del friulano. Molto pochi, 1 su 10, ci sta. Livelli medi, ma come vedete il livello avanzato di comprensione orale. Invece dove le cose cambiano è sulla comprensione scritta, ma soprattutto sulla produzione scritta. Sulla produzione scritta c'è chi è totalmente incompetente, chi dice ma raggio. Questo è conseguenza, ovviamente, certamente non è colpa loro. Abbiamo anche sulle altre lingue, lo sloveno, come vedete, la totale incompetenza è quasi totale, se non alcuni che però comunque rimangono su un livello di principianti. Lo sloveno, che dovrebbe essere un patrimonio del nostro territorio, abbiamo il confine qua a un tiro di schioppo, abbiamo una risorsa enorme che non sfruttiamo. Francese, anche qua l'incompetenza totale è sovrana, ma ci sono, insomma, ovviamente questo soprattutto nelle classi dove il francese si studia o in ragazzi che hanno un percorso pregresso alle medie che hanno sviluppato il francese. Comunque, insomma, i livelli di competenza sono giudicati piuttosto limitati. Abbiamo anche lo spagnolo. Perché ho messo lo spagnolo? Perché abbiamo messo lo spagnolo? È interessante perché sono le 2 lingue generali che sono le terze lingue, insomma, dell'insegnamento, e qui è vero che c'è anche qui una grande massa di... però sulla comprensione orale, vedete, c'è un livello di assoluto nulla che è molto più basso. Anche a livello didattico probabilmente questo potrebbe darci qualche indicazione. Io butto lì come autoriflessione relativa all'insegnamento. Insomma, noi qui abbiamo come terza lingua il francese, insegniamo lo spagnolo in pomeridiano, cioè in extracurricolare. Potremmo fare alcuni ragionamenti su questo fatto che, insomma, lo spagnolo è evidentemente più familiare, se non altro, a molti studenti. Io direi che ho concluso.